Circa un decimo delle abitazioni di Santa Margherita Ligure è affittato ai turisti per brevi periodi, un numero molto alto che incide sulla possibilità delle persone di trovare case in affitto a prezzi ragionevoli e di conseguenza porta al lento spopolamento del comune. I numeri sono notevoli e sono quelli dell'amministrazione che conta 1098 affitti brevi e quelli della rilevazione Istat 2019 che definisce in 10.421 il numero totale di abitazioni, sia occupate che non. Soltanto negli ultimi mesi siamo passati da circa 1060 a 1098, quindi nell'ultimo anno sono aumentate quasi, soprattutto negli ultimi mesi, di una unità quasi al giorno. Una situazione che preoccupa l'amministrazione, anche se da tempo il mercato immobiliare nella località è molto livellato verso l'alto, sia per chi vuole comprare, sia per chi vuole affittare. Il numero degli affitti brevi in crescita è in parte anche formato da seconde case che sono passate dall'essere sfitte per gran parte dell'anno a essere affittate ai turisti. E anche tante invece abitazioni che erano sicuramente fino a poco tempo fa delle prime case e che sono state distolte dal mercato degli affitti a lungo periodo alle famiglie di residenti per invece diventare case vacanze, e questo sicuramente è il lato più problematico di questo fenomeno. La situazione di fatto però parla di un lento spopolamento e di una difficoltà a trovare casa per i residenti, con disponibilità economiche nella media. Per una giovane coppia che decide di mettere su una famiglia, o anche per persone anziane che rimangono da solo o persone con problemi di marginalità sociale, diventa sempre più difficile trovare un'abitazione che sappiamo è un bene primario per la vita delle persone. Quindi Questo allarma l'amministrazione, ma i comuni non hanno mezzi per agire direttamente sulla regolamentazione del fenomeno. di dare o la possibilità agli amministratori locali di intervenire regolando questo fenomeno, così come avviene per tante attività economiche, oppure prendendo in considerazione degli strumenti attivi a favore delle politiche abitative che diano la possibilità di dare grande vantaggio per un padrone di casa ad affittare a lungo periodo a residenti. Dall'altro lato della medaglia, gli affitti brevi hanno aiutato la ricettività e permettono al comune di avere ingenti entrate dalla tassa di soggiorno. Per questo tipo di struttura è fissato a 2 euro a notte.